Allora, partiamo con gli ingredienti per questo tiramisù veg. Tira veg a vedere. Allora, crotini di riso senza glutine, quindi integrali e di riso. Poi abbiamo l'orzo, caffè, che aggiungiamo l'orzo, ecco qui. Ovviamente rigorosamente amaro, cacao amaro e la nostra crema. Ok, allora, semplice, no? La crema è stata fatta con latte di soia, farina di ceci e zucchero di canna. Allora, mettiamo un po', facciamo questo impiattamento. Quanti anni ha? Fatti bene, dai. Bellissimo, eh? Vediamo se riusciamo a fare... Voilà. E adesso il frigo. Giusto? Io direi che ci vuole